ben ritrovati da Anna Franchina a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo dei 120 milioni di euro per microimprese e partite IVA. La Regione Calabria ha varato i progetti Riapri Calabria e Lavora Calabria, stanziamenti a fondo perduto per aiutare a risollevare chi si è fermato a causa del lockdown. Mano a mano mi perdi e ti perdi per quello che sta. Un video emozionale sulle note di Rino Gaetano, Iole Santelli presenta così Riapri Calabria e Lavora Calabria, i pacchetti di interventi programmati dalla Regione per sostenere piccoli imprenditori e partite IVA, microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi alle prese con la ripartenza dopo il lockdown. Complessivamente 120 milioni di euro a fondo perduto. I primi 40 milioni che rientrano nel programma Riapri Calabria saranno concessi nella forma di un contributo una tantum pari a 2.000 euro. Lavora Calabria invece è uno stanziamento da 80 milioni per contributi all'occupazione in regione, di 350 euro ad addetto in forza lavoro. Perché il fondo perduto? Perché noi abbiamo costretto le aziende a chiudere, noi abbiamo costretto le persone per motivi di salute a non lavorare. La governatrice lancia 2 pacchetti, poi risponde alle domande dei giornalisti che tornano sulla vicenda tamponi, sulla questione sollevata dal ministro Boccia. Noi abbiamo fatto talmente tanti tamponi che abbiamo chiesto aiuto e ringrazio sinceramente il presidente De Luca che ce l'ha fornito alla Campania, che ci sta aiutando a processare i tamponi. Quindi dico al ministro Boccia, che è il mio amico, si informasse meglio, se mi chiama glielo dico io, che non è che noi facciamo tamponi, ne facciamo tanti da farci aiutare. Come ben sapete forse, non c'è un problema tanto di tamponi, ci mandano i tamponi, c'è un problema serio di reagenti. L'esperimento calabrese, che ha creato il cortocircuito con il governo, va avanti. La Santelli ribadisce le finalità della sua ordinanza, smentendo chi pensa sia stata intrapresa su input venuti dall'alto. A parte la Giunta, nessuno sapeva niente e abbiamo molta stima e molta realtà nei confronti dei nostri rispettivi leader politici, ma noi gli ordini non li dà nessuno. Noi oggi arriviamo a questo risultato perché il 1° aprile ho proposto una prima delibera di rimodulazione dei fondi europei, ovviamente non è una cosa che si fa velocemente, per cui oggi arriviamo a questo risultato grazie a quella delibera e a quel percorso. Stiamo recuperando e rimodulando altre risorse. Il Presidente Santelli è sul tavolo del Governo, oggi dobbiamo avere la risposta a poter recuperare 500 milioni di euro aggiuntivi, quindi queste sono le prime 2 misure messe in campo e sono venute fuori dall'ascolto di tutti i settori, e avendo verificato le politiche del governo, nel frattempo sono intervenute dopo la nostra prima delibera. Martedì ho portato questa nuova delibera, significa un fondo perduto rispetto alle misure del governo che parlavano di liquidità ma era ulteriore indebitamento, e mi preme sottolineare, perché il fondo perduto di 40 milioni alle microimprese è una misura che anche altre regioni hanno fatto. La vera grande novità che ci è stata concessa dal nuovo regime di aiuto previsto dagli allentamenti della Commissione è questa moratoria alla Fornero. In termini tecnici è una decontribuzione e defiscalizzazione, in modo che noi abbiamo potuto dare come scelta politica 80 milioni di euro alle aziende che riaprono per non tenere il personale in cassa integrazione. Cioè, se un ristorante aveva 5 dipendenti al 2019 è un mantenimento occupazionale, quindi non è nuova occupazione, noi daremo a chi farà richiesta da 250 a 350 euro a dipendente, anticipando per 5 mesi, per il periodo che da studi Cerved è prevista questa crisi, e ovviamente i settori che sono stati chiusi dal lockdown. Parliamo adesso invece del bollettino regionale, perché arrivano buone notizie anche oggi. In Calabria sono 1125 i positivi, aumentano i guariti, in calo anche i ricoveri in ospedale, più 3 oggi di positivi rispetto a ieri, che sono fra le persone tamponate per via dei rientri dei giorni scorsi.
Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 40.806 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.125, 3 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 39.681. A Catanzaro 42 in reparto, 60 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 16 in reparto, 278 in isolamento domiciliare, 137 guariti e 29 deceduti. A Reggio Calabria 16 in reparto, 2 in rianimazione, 129 in isolamento domiciliare, 97 guariti e 16 deceduti. A Crotone 7 in reparto, 32 in isolamento domiciliare, 68 guariti e 6 deceduti. E a Vibo Valentia 51 in isolamento domiciliare, 19 guariti, 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi, un paziente ricoverato all'ospedale pugliese di Catanzaro e di Taranto, mentre al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati 2 pazienti provenienti da altre province. Nel numero dei casi testati attraverso tampone sono compresi 605 riferiti ai rientranti presso la propria residenza, di cui 3 positivi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quelle in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.670, così distribuiti: a Cosenza 1.411, a Crotone 1.997, a Catanzaro 2.124, a Vibo Valentia 446 e a Reggio Calabria 1.692. I rientri in Calabria che ad oggi sono stati registrati sul sito della Regione sono 26.039. Di questi rientri registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 7.760, 1.320 sono le registrazioni per ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Parliamo invece adesso della ripartenza lenta di Cosenza fra paura e incertezza per il futuro. Un nostro giro in città fra le attività che alcuni giorni hanno ricominciato a lavorare. Cittadini responsabili ci dicono consapevoli della fase 2. Come sta andando? Diciamo siamo partiti un po' a rilento, la gente ancora ha paura, però speriamo in una ripresa rapida. Come vi siete organizzati? Serviamo dalla finestra di là che si apre e da qua ci sarà il pagamento. E io mi occupo solo della cassa e dalla parte di là serviranno cornetti, caffè e quant'altro. Per quanto riguarda questa decisione del TAR, siete preoccupati per sabato? Abbastanza. Speriamo che ci daranno l'opportunità di lavorare, perché siamo veramente arrivati alla fine. La ripartenza lenta di Cosenza, i caffè pagati fuori dal locale e consumati in piedi, la crisi la tocchi con mano. È stato costretto a mettere qualcuno in cassa integrazione dei suoi dipendenti? Sì, tutti veramente, tranne i 2 operai che abbiamo fatto rientrare lunedì. Buongiorno, come sta andando? Devo dire che i cosentini si stanno comportando benissimo, dopo l'uscita non ci sono folle, dobbiamo rieducare le persone a un nuovo comportamento. Non è l'ordinanza su cui si discute nei locali, ma l'orario. Io sinceramente ho soltanto contestato le poche ore di apertura. Si respira un clima da ricostruzione. Sta andando bene, guardi, buongiorno, sì, le cose si stanno riprendendo piano piano, le persone sono responsabili. Al momento non entra nessuno all'interno del locale? Entra una sola persona alla volta, abbiamo messo delle strisce di distanziamento, abbiamo a disposizione il termometro, quello là infrarossi, quindi abbiamo tutte le procedure. Sull'isola pedonale non tutte le saracinesche sono alzate, le cataste di sedia inutilizzate lo dimostrano. L'indice è puntato sugli aiuti di Stato. Potrebbero essere dei grossi aiuti, ma laddove ci fossero, ma ancora a tutt'oggi non abbiamo visto neanche un centesimo, purtroppo. Le librerie hanno aperto per prime, ma anche qui si procede a piccoli passi. Il flusso c'è, ordinato, è abbastanza costante, quindi
siamo abbastanza fiduciosi. Certo, la ripresa è molto lenta. Per altre attività il lockdown lascia l'amaro in bocca, ci chiedono di non riprendere i volti. 3 mesi inclusi, roba invenduta, debiti accumulati, cioè come si può andare avanti? Non si sa. Ed ora ci spostiamo invece a Locri per vedere come prosegue questa fase 2. Il sindaco ospite al nostro telegiornale chiede collaborazione ai cittadini. Quarto giorno di fase 2 anche a Locri, dove però il sindaco ci tiene a sottolineare che non è un liberi tutti e non bisogna abbassare la guardia, ora più che mai. Ulteriore appello ai cittadini di Locri, anche perché il 4 maggio non c'è stato tutti i libri per come qualcuno l'ha inteso. Abbiamo notato una sorta di varie situazioni di assembramento in varie zone della città. Si comincia a non utilizzare più la mascherina, ci sono assembramenti un po' dappertutto, davanti agli uffici pubblici, delle situazioni che non vanno bene. Bisogna capire che è fondamentale rispettare le regole del distanziamento individuale, sociale, per contrastare la diffusione di questa patologia. E sinceramente ho notato questo scontro politico tra la Regione Calabria e il Governo nazionale. Non starei tanto a preoccuparmi dei tavolini che ha previsto l'ordinanza del Presidente Santelli, che forse rappresentano anche qualcuno dice una fuga in avanti, ma in ogni caso l'economia deve riprendere. Ha fatto bene il Presidente Santelli, poi dobbiamo preoccuparci di spiegare ai cittadini che non è finito, che serve ancora, per diversi mesi serviranno le regole del distanziamento sociale. Soprattutto va trovata una soluzione per tutte le persone che oggi rientrano appunto da altre regioni, rappresentano questo il loro problema. Non basta il tampone, che leggevo ora in una nota che viene esteso a tutti, non basta questo, è necessario in ogni caso, secondo me, un periodo obbligatorio di quarantena per tutte queste persone che rientrano. A proposito di fase 2, sentiamo adesso il monito di Nicola Gratteri proprio nella fase più delicata, la fase che è sinonimo di crisi economica. La mafia, dice, arriva prima dello Stato. Con la crisi dovuta al coronavirus, la mafia arriva prima dello Stato ad aiutare la gente con l'usura e i buoni alimentari ed aumenta il consenso. Lo Stato è in ritardo e le banche devono rischiare. Torna a lanciare l'allarme il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri sulla povertà generata dal coronavirus nella nostra regione e su come l'antistato potrebbe essere vicino alle famiglie in difficoltà. Agricoltura e ristorazione oggi sono ferme, riflette il magistrato, ed ecco afferma che i mafiosi si presentano come benefattori e hanno i soldi per investire. Se la mafia, avverte, arriva prima dello Stato a dare i soldi ai poveri, questi cittadini poi alle elezioni successive si ricordano di votare il candidato scelto dalla mafia. La mafia cerca consenso. Lo Stato, conclude Gratteri, dovrebbe essere già presente tra la gente che ha bisogno, ma non c'è e non controlla. Infine lancia l'idea, ad esempio, per la gestione dei buoni spesa, gli elenchi dei bisognosi vengano gestiti dalle prefetture. E c'è un'altra situazione esplosiva anche in provincia di Cosenza per la gestione dei rifiuti, perché nulla è stato fatto in questi mesi per evitare di sprofondare nella crisi dovuta anche alla carenza degli impianti, alle problematiche economiche. Gli effetti si notano già in tutte le città. Queste immagini si riferiscono all'ultima conferenza stampa del lato provincia di Cosenza, che abbiamo seguito nel mese di febbraio. All'epoca il coronavirus era solo uno spauracchio, mentre le città stavano vivendo uno dei tanti periodi di emergenza legati alla gestione dei rifiuti. I motivi? I soliti: la mancanza di impianti, la capienza limitata delle discariche e le difficoltà degli enti nel pagare il servizio. In quella riunione venne lanciato l'ennesimo allarme e si fissarono dei punti da rispettare nel periodo successivo per evitare di sprofondare in una crisi senza via d'uscita. La soluzione prospettata contemplava la creazione dell'ecodistretto provinciale e una discarica di servizio in un'area individuata dal commissario straordinario nominato nel mese di dicembre e sfruttando le risorse stanziate pari a 40 milioni di euro. Nel frattempo si doveva lavorare sugli impianti esistenti per tamponare l'emergenza.
Passaggi indispensabili per arrivare alla stagione estiva senza patemi e portare finalmente a regime il sistema provinciale. Ad un mese di distanza da quella riunione si è entrati nell'era del coronavirus e ogni altro problema, almeno dal punto di vista mediatico, è finito in secondo piano. In questi giorni l'inizio della fase 2 è coinciso con una nuova crisi del settore, la chiusura della discarica di San Giovanni in Fiore, l'esaurimento delle discariche e la persistenza delle difficoltà economiche degli enti hanno nuovamente bloccato i conferimenti, rendendo difficile, se non impossibile, la raccolta dei rifiuti nei centri urbani. Ma intanto cosa si è fatto per risolvere il problema nel lungo termine? Non c'è traccia delle opere da realizzare, dell'ecodistretto che avrebbe dovuto rappresentare un passo avanti per il territorio provinciale, che sarebbe diventato finalmente indipendente. Ciò non è successo e si va verso un periodo di grave difficoltà. Come se ne uscirà? La Calabria sarà costretta a mandare i rifiuti all'estero sobbarcandosi costi maggiori? O le città saranno sommerse dai rifiuti proprio durante l'estate, quando il rischio per l'igiene e la salute pubblica è ancora più elevato? Parliamo invece adesso di una laurea a distanza nella stanza del sindaco di San Marco Argentano in provincia di Cosenza, Virginia Mariotti, una giovane studentessa dell'Unical che ha conseguito la laurea con il massimo dei voti in scienze della nutrizione. Il curriculum degli studi è il risultato dell'esame di laurea del candidato Tommaso Verdiana in virtù dei poteri conferitimi dalla legge, la proclama dottore magistrale in scienza della nutrizione con voti 110 su 110 e lode. La proclamazione non si svolge nell'aula magna, ma la soddisfazione e l'emozione per la dottoressa Verdiana sono immense. La giovane di San Marco Argentano ha appena discusso la tesi dal titolo Valutazione dei benefici dell'aderenza al protocollo nutrizionale bariatrico perioperatorio in pazienti sottoposti a sleeve gastrectomy e lo ha fatto dalla scrivania del sindaco Virginia Mariotti nella casa comunale della cittadina del Cosentino. Stamattina abbiamo trascorso una mattinata molto bella, carica di emozioni, perché una nostra concittadina, Verdiana Tommaso, ha deciso di venire nella casa comunale, che poi è la casa di tutti i cittadini, a discutere la sua tesi di laurea in scienze della nutrizione. Ha raggiunto il bellissimo traguardo della laurea con 110 e lode. Per noi è stato un segnale di grandissima speranza in questo periodo particolare, molto difficile, di forti preoccupazioni. Auguriamo a lei, alla sua famiglia e a quanti in questi giorni e in questi mesi stanno sperimentando questo nuovo modo di laurearsi da casa o, come nel caso di Verdiana, dal municipio, di realizzare tutti i sogni, tutti i desideri, tutte le aspettative che racchiudono nei loro cuori. La studentessa del corso di laurea in scienza della nutrizione dell'Unical ha meritato la votazione di 110 e lode. La discussione alle stanze del Palazzo di Città le ha consentito di vivere questo atto importante in modo unico. Il coronavirus sta condizionando molti aspetti della nostra vita, ma non può toglierci le emozioni e la speranza nel futuro. Purtroppo i ringraziamenti e gli abbracci oggi sono soltanto virtuali e a distanza, perché ci troviamo in un periodo brutto della storia italiana e mondiale, ma occorre sempre sperare in un futuro migliore perché andrà tutto bene. Adesso parliamo di cronaca con i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Crotone e dello Scigo che hanno sequestrato 61.000 euro all'ex presidente della seconda sezione della Corte d'Appello di Catanzaro e della Commissione tributaria provinciale, ora sospeso Marco Petrini, ad Emilio Mario Santoro, a Francesco Saraco e a Vincenzo Arcuri. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Salerno su richiesta della direzione distrettuale antimafia e rientra nell'inchiesta denominata Genesi. Soldi in cambio di favori. Adesso è scattato il sequestro di beni nei confronti del giudice Marco Petrini, ex presidente della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro e della Commissione tributaria provinciale e di altri 3 indagati nell'ambito dell'inchiesta Genesi della DDA di Salerno. Il totale è di oltre 61.000 euro e si tratterebbe di somme che sarebbero state versate a titolo di corruzione. La richiesta avanzata dalla Procura di Salerno è stata accolta dal GIP a seguito di ulteriori indagini svolte dalla Guardia di Finanza
cittadinanza sugli episodi corruttivi in atti giudiziari commessi da professionisti, imprenditori e avvocati. In particolare al giudice Marco Petrini sono stati sequestrati 10.988 euro, al faccendiere Emilio Santoro, detto Mario, 39.000 euro, a Francesco Saraco 10.000 euro, mentre per Vincenzo Arcuri è stato disposto il sequestro di 1.500 euro per un totale di 61.500 euro. Questa mattina il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e lo Scico hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca. Il GIP ha disposto il giudizio immediato per l'udienza del 9 giugno davanti al Tribunale di Salerno. Petrini e gli altri indagati erano stati arrestati il 15 gennaio scorso e il sequestro giunge a conclusione di ulteriori indagini finalizzate proprio a quantificare le somme di denaro corrisposte a titolo di corruzione al giudice Petrini. Adesso un medico di 74 anni che è stato arrestato dai carabinieri, questa volta sempre a Crotone, con l'accusa di induzione indebita a promettere utilità. Il medico nominato consulente dal Tribunale di Crotone avrebbe chiesto la somma di 1.000 euro ad una donna per assicurare l'esito positivo di un contenzioso legale. 1.000 euro per agevolare una pratica per l'invalidità. Un medico in pensione è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cirò con l'accusa di induzione indebita a promettere utilità. L'uomo, 74 anni, nella sua veste di consulente tecnico del Tribunale di Crotone, avrebbe assicurato ad una donna una perizia favorevole affinché la pratica per ottenere l'invalidità andasse a buon fine. Le avrebbe inoltre garantito che, grazie al suo interessamento, sarebbe riuscita ad ottenere anche gli arretrati, ma per assicurare l'esito positivo del contenzioso legale, la donna avrebbe dovuto sborsare 1.000 euro. La vittima però ha denunciato il fatto ai carabinieri e così i militari, coordinati dalla procura, hanno avviato le indagini. La donna ha finto di accettare la richiesta del medico in pensione. I due hanno concordato il luogo per la consegna del denaro, ma all'appuntamento si sono presentati anche i carabinieri che hanno ripreso lo scambio di denaro. A quel punto per il medico sono scattate le manette. Parliamo adesso di sport, in particolare di calcio, di Lega Pro, perché l'assemblea della Lega ha concordato che ad usufruire della promozione al prossimo campionato di Serie B dovranno essere Monza, Vicenza e Reggina, la nostra calabrese, perché prima dei gironi, mentre per la quarta promozione è il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a lasciare aperte altre possibilità. Dal voto, spiega, emerge la chiara voglia di privilegiare il merito sportivo. In questo caso andrebbe in Serie B il Carpi, che ha la migliore media punti e partite giocate. In molti però vorrebbero disputare un play-off. È d'obbligo adesso una riflessione in merito, stabiliti anche il blocco delle retrocessioni e i ripescaggi dalla Serie D. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Una debole saccatura in scorrimento lungo l'Adriatico e la penisola balcanica dal nord Europa lambirà velocemente la nostra regione nella giornata di giovedì. Sul nostro territorio il tutto si tradurrà in un calo termico con venti di tramontana che risulteranno a tratti forti sui settori ionici. Dopo il caldo quasi estivo delle ultime ore, le temperature torneranno in media con i valori del periodo o di poco al di sotto. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature in lieve aumento nei valori massimi, in media con i valori tipici del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno, con mare calmo il settore settentrionale, quasi calmo o poco mosso nei rimanenti settori. Lo Ionio risulterà calmo o quasi calmo il settore cosentino, poco mosso nei rimanenti settori. Venti deboli di direzione variabile, a tratti moderati ancora dai quadranti settentrionali sul settore crotonese. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio a questa copertina, andrà tutto bene, grazie e buona serata. Andrà tutto bene! Lei se ne va da me, non ha catene al cuore e piange lacrime di un altro dolore. Lei
sole, prima di luce era carbone, è la canzone che se ne va, non ha padroni, guarda come se ne va, s'alza e se ne va da noi. Lei che siamo noi va via, vola, se ne va da noi, la canzone che sa di noi va via. Lei dice prendimi, prendi il meglio di me prima che io diventi